Sesta corsa dall'Arcoveggio, categoria G, sono in 10 al via 1 Cosimo I Cla, 2 Bianco Cipriani, 3 Barney Lenny, 4 Corsa del Nord, 5 Castiglione, 6 Brick degli Ulivi, seconda linea 7 Biruleo, 8 Coffee Mail, 9 Beyoncé Jet, 10 Cometa La Torre. Netti favori per Bianco Cipriani, numero 2, Daniele Cuglini in sediolo. Macchina che accelera, stacca in questo momento, c'è l'errore di Barney Lenny, mentre si avvantaggia Corsa del Nord che sopravanza Numero 3 Barney Bianco Lenny, Cipriani, all'esterno è squalificato. veloce anche Castiglione. Castiglione va all'attacco di Corsa del Nord, dopo 200 metri ottiene il via libera e quindi è nuovo leader. Castiglione, Corsa del Nord, Bianco Cipriani, queste le prime posizioni. 14,8 per i primi 200 e quarto iniziale che se ne va in 29,9. Ora all'esterno c'è la progressione di Brick degli Ulivi che si trascina Beyoncé Jet. Brick va a premere su Castiglione che completa i 600 in 45,3. Al largo c'è anche Beyoncé Jet, poi prova a spostare anche Brick degli Ulivi. Sbaglia invece Coffee Mail. Numero 8 Coffee Mail, Ha squalificato. spostato anche Bianco Cipriani ora che è in terza pariglia esterna e lo segue Biruleo. Cavalli a metà della penultima piegata con leader sempre Castiglione, con la pressione esterna da parte di Brick degli Ulivi che attacca dopo un chilometro in 1:15,5, sembra in grado di passare con facilità già a 500 dalla conclusione. Brick degli Ulivi prende vantaggio, si distacca in avanti e allora riesce a sprintare Bianco Cipriani a centrogruppo. Intanto ha preso vantaggio nettissimo Brick degli Ulivi e entra in dirittura con netto margine di vantaggio, anche se c'è il tentativo ora di Bianco Cipriani di riavvicinarlo, ma Brick degli Ulivi conclude facile nei confronti di Bianco Cipriani, mentre per il terzo ancora Castiglione riesce ad avere ragione del resto dei concorrenti. 1:14,2 con 29,5 per il quarto finale, ma dopo un 29,2 di penultimo quarto. E bel primo piano per Brick degli Ulivi, Daniele Montanile in sediolo per conto di Cola Merola e della scuderia Superfarce.